Benvenuti, oggi è venerdì 25 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:10. La luna si leva a mezzanotte e 22 e cala alle 15:07. Oggi la Chiesa festeggia Santa Daria Martire. Il nome Daria deriva dal greco e significa colei che possiede il bene. Il 25 ottobre si festeggia la Giornata internazionale degli artisti. Si tratta di un'intera giornata dedicata all'arte, alla creatività e alla bellezza. Nata da un'idea del canadese Chris McClure, si tratta di una ricorrenza esistente dal 2004. È un'occasione per onorare tutti gli artisti, che si tratti di fotografi, scultori, pittori, cantanti, musicisti, ballerini, scrittori o attori. L'importante è celebrare la bellezza che gli artisti forniscono al mondo. Tra i personaggi famosi nati oggi, 25 ottobre, ricordiamo la cantante Katy Perry, che compie 40 anni. Il suo album d'esordio non raggiunge il successo sperato, arrivato invece nel 2008 grazie ai singoli I Kissed a Girl e Hot and Cold. Da quel momento vince moltissimi premi. Nel 2010 batte il record detenuto da Michael Jackson di permanenza per il maggior numero di settimane in classifica. Come attrice partecipa al film Zoolander 2 e come guest star in diverse serie televisive. Tanti auguri anche all'attore romano Pietro Sermonti per i suoi 53 anni. Imparentato da parte di madre con la famiglia Agnelli, da piccolo sogna di fare il calciatore, ma dopo il liceo studia recitazione, prima in Italia e poi a New York. Nella sua carriera alterna il teatro, il cinema e la televisione, raggiungendo la fama presso il grande pubblico con fiction come Carabinieri, Un medico in famiglia ed Elisa di Rivombrosa. Lo ricordiamo anche nella serie Boris e nel film dall'omonimo titolo. Infine, tanti auguri al calciatore Federico Chiesa per i suoi 27 anni. Figlio d'arte, all'età di 10 anni passa alla Fiorentina. Con la nazionale negli ottavi di finale del campionato europeo 2020, vinto poi dagli azzurri, segna un gol decisivo contro l'Austria. In un'intervista confessa: se non avessi fatto il calciatore avrei voluto fare il fisico. Fu l'azienda statunitense Tappen a lanciare il primo forno a microonde domestico il 25 ottobre 1955. Il prezzo proibitivo, equivalente a circa 9.400 euro, impedì che divenisse un oggetto di massa fino agli anni 70. La sua origine risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando venne inventato un sistema a microonde per intercettare gli aerei nemici. L'ingegnere Lee Baron però si accorse che il dispositivo era riuscito a sciogliere la tavoletta di cioccolato che teneva in tasca. Provò allora con il mais e le uova, restando sbalordito dalla velocità con cui si cuocevano gli alimenti. Ma esistono animali che riescono a sopravvivere nel vuoto dello spazio? Lo spazio è un vuoto quasi perfetto. Gli astronauti che passeggiano nello spazio devono indossare una tuta per proteggersi dalle radiazioni, dalla luce solare e dal freddo, ma anche per creare un'atmosfera pressurizzata attorno al corpo. Esistono tuttavia animali microscopici che hanno una capacità particolarmente sviluppata di sopravvivere a condizioni estreme. Si tratta dei tardigradi, un filum di invertebrati. Buongiorno ai 12, oggi una splendida e passionale Luna in Leone ha un bellissimo trigono con la baldanzosa Venere in Sagittario. Cosa combineranno le signore dello zodiaco oggi? Vediamole insieme. Ariete,
Bellissime notizie per voi, un momento d'amore, di incontri, di passione, finalmente chiarezza in quest'ambito. La doppia sinergia tutta di fuoco di Luna e di Venere in trigono al vostro segno zodiacale vi aiuterà a trionfare nel gioco più bello di tutti. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vi può fare sentire un po' messi da parte proprio dalla vostra Venere e dalla Luna che oggi è nemica. Oggi umoralmente c'è un calo di dialettica con il partner, è molto probabile che possiate recuperare tutto ciò entro il fine settimana. Cercate però oggi di non essere aggressivi e pazientate se non sempre il partner potrà essere presente in questi giorni. Gemelli, giornata molto dinamica e piacevole, seppure Venere in opposizione ma provoca. La Luna vi aiuta a concretizzare incontri, piacevolezze e soprattutto a vedervi in una maniera nuova. Avete voglia di restyling, avete voglia di nuovo di farvi belli e mostrare altri lati di voi a lungo sottaciuti. Cancro, la vostra Luna oggi da spettacolo con la bella Venere, anche se abbandonate i vostri gradi vi lascia col fuoco su Marte. E beh, è decisamente una configurazione piena di passione, anche se dovrete fare i conti con il partner per pianificare alcune cose che non riguardano solo il sentimento, ma anche la vita pratica a due. Leone, giornata oggi che vi vede protagonisti con una splendida luna che richiama la complicità di Venere più che mai. Oggi è una giornata perfetta per dedicarsi a famiglia, amore e affetti assolutamente radicali, quindi godete appieno dell'energia delle stelle. Vergine, la giornata di oggi è una giornata molto complessa, visto che la Luna pone degli interrogativi emotivi e Venere deve assolutamente accettare che probabilmente non c'è troppo spazio per recuperare in un sentimento che ormai non sembra più collimante o adatto a voi. Riflettete bene con un amico e parlatene e confrontatevi con il partner. Bilancia, giornata oggi decisamente importante, visto che Venere e Luna giocano a vostro favore. È il momento giusto per cedere alle lusinghe, per conoscere meglio una persona nuova e soprattutto per abbandonare una serie di tempi e impegni oramai pedissequi e stantii e cambiare anche giro di persone. Scorpione, giornata oggi molto interessante, visto che Mercurio ancora chiede a Saturno un di più. Questo di più ha a che fare molto con il lavoro. Vi sentite però di aver trascurato alcune parti della vostra vita e magari il ricordo di qualcuno, di qualcosa o l'assistere semplicemente allo svolgimento di alcune dinamiche vi potrà creare oggi un po' di nostalgia. Sagittario, oggi assieme al Leone siete i protagonisti dello zodiaco. Venere e Luna, la Venere che voi ospitate e la Luna compiono dei giochi assolutamente interessantissimi, vi accendono di passione, vi rimettono di buon umore, più di così amate e basta. Capricorno, la Luna ha smesso di farvi dispetti e quindi ha smesso di far andare su e giù il vostro umore. Ora è tutto un po' più stabile e Plutone può esprimere ancora una forza e una voglia creativa molto interessante. Sfide nuove si propongono all'orizzonte, tutto è fatto per essere superato come ogni limite, quindi vai Capricorno. Acquario, una giornata oggi con la Luna storta, proprio perché seppure Venere rimane amica, la Luna è in opposizione. Prospettive diverse, forse proprio il vostro segno che tende ad amare molto le diversità, a volte ha difficoltà a rendersi conto che a volte il banalissimo simile è molto più compatibile. Meditate. Pesci, giornata oggi molto piacevole, proprio perché la Luna, seppur ha dismesso il suo trigono, rende molto dinamico il cielo, soprattutto per quello che riguarda tutto il vostro quotidiano, che gode di un'amorevolezza piena, quindi qualche soddisfazione nelle piccole cose. Venere in quadratura a Saturno vuole comunque pianificare qualcosa con il partner di più lungimirante ed importante.
Hitler e Mussolini stipulano l'asse Roma-Berlino. È il primo patto stretto tra i due paesi, in precedenza avversari. Le prime conseguenze dell'accordo del 25 ottobre del 1936 sono la partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola. Mussolini resta incerto sull'opportunità di formare un'alleanza militare. Solo nel maggio del 1939 il duce si decide a firmare con Hitler il cosiddetto patto d'acciaio. Bite the bullet, letteralmente tradotto con mordere il proiettile. Sostanzialmente significa stringere i denti, sopportare con coraggio una situazione scomoda o difficile, includendo anche il significato del nostro ingoiare il rospo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il folle di cui parleremo oggi è uno dei protagonisti della pittura del Novecento, Pablo Picasso. La sua concezione delle donne viaggia su due poli opposti. Da una parte sono dee, muse, ispiratrici, dall'altra, come dirà, macchine costruite per soffrire. Si diverte a far incontrare le sue amanti affinché pazze di gelosia si accapiglino fra loro. Nel 1944 Picasso conosce Françoise Gillot, una giovane allieva da cui avrà 2 figli e con cui vivrà 10 anni. La Gillot si ritiene una sopravvissuta, viste le tragedie toccate alle altre donne prima di lei. Una si impicca, una si spara e un'altra impazzisce. Picasso fino alla fine vivrà sempre con una donna accanto, molto più giovane di lui, forse nel tentativo di impadronirsi dei suoi anni migliori. Ci salutiamo con la frase del giorno. In ogni bambino c'è un artista. Il problema è capire come rimanere artisti diventando grandi. Vi auguro di affacciarvi sempre nel mondo proprio come fanno i bambini, con tanta curiosità e libertà. Buona giornata e a domani!